Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano. Oggi voglio farvi vedere la seconda parte delle Gazzette dello Sport Comendiane. Qua siamo alla seconda parte, quindi abbiamo tanta bella robina. Qua non c'è solo calcio, ma ci sono anche altri sport. Però direi di cominciare da una data importante, giovedì 20 aprile 1989. Io avevo 1 anno e 2 mesi. Milan Imperial 5-0 Real Madrid. E così andiamo per la finale del 24 maggio contro lo Steaua di Bucarest. Questa è stata veramente... Allora c'è anche l'annuncio di Klinsmann all'Inter, bene. C'è stato veramente un qualcosa di incredibile. Si parlava che insomma il Milan potesse meritare il trionfo dopo una vittoria così, effettivamente abbiamo surclassato anche lo Steaua con 4-0, 2 gol di Gullit e 2 di Marcolino, Van Basten, mamma mia. Ancelotti, Rijkaard, Gullit, Van Basten, Donadoni, 5-0. Qua proprio abbiamo un Milan esagerato veramente. Cioè, una delle vittorie più incredibili della storia del Milan, annichilito il grande Madrid. Bei tempi ragazzi. Poi 3 squadre qua finiscono in finale di Coppa delle Coppe, Coppa UEFA e Champions League e Coppa dei Campioni, veramente un Milan, cioè un'Italia devastante. Napoli a passo di Careca. Cioè proprio non c'erano gli anni dove il calcio italiano dominava la scena in maniera devastante. Cioè eravamo la Premier League di adesso purtroppo. Ecco, qua abbiamo la semifinale sempre del Napoli, qua la Sampdoria. Cioè ragazzi, veramente 3 squadre italiane in finale delle 3 con principali coppe europee, qualcosa di incredibile. Gantz, l'uomo venuto dal gol. Hai capito? Quando c'era Gantz in Serie B. Dopo qua tutte altre cose. Però ecco, questa gazzetta è storica. E vediamo, ripeto, il Milan che vince 5-0 contro il Real Madrid. Aspetta un attimo, non vorrei rovinarla, grazie. È abbastanza vecchiotta. Ok. Poi abbiamo Grazie Ferrari. Questa è la vittoria del primo mondiale di Schumi. Questa è proprio storica ragazzi, del 9 ottobre del 2000. Vinciamo a Suzuka e portiamo a casa dopo 21 anni il trofeo. Questo veramente è come si dice, è qualcosa di, per noi ferraristi, di epico, perché dopo veramente 21 anni dopo Scheckter portare a casa il titolo ormai sembrava una maledizione, invece Schumi ce l'ha fatta e comincia dopo il dominio di Schumi con 5 titoli. Vedere Schumi così fa male, pensando insomma com'è adesso purtroppo, però è meraviglioso, cioè vedere Schumi vincere il titolo per la Ferrari dopo, ripeto, 21 anni. Cioè, guardate poi quante pagine la Gazzetta dedica a questo, perché veramente è stato un trionfo epico. Cioè, ecco, se tipo Leclerc adesso, non so, quest'anno, prossimo anno porta a casa il titolo, sì, mancano tanti anni, però non è come veramente adesso, perché veramente era un'attesa veramente spasmodica con sfighe di Schumacher e insomma con piloti anche Alesi, Berger buoni ma non certo campioni, l'anno di Prost buttato fuori da Senna, cioè neanche Hacken è stato un grande nell'applaudire diciamo l'avversario. E ripeto, qua abbiamo il titolo della Ferrari. Ok, andiamo avanti. Qua purtroppo soffro un po' perché abbiamo questa dell'ottobre 2001, Milan travolgente, il 4-2 contro l'Interim con Sheva contro Inzaghi, però non riesco a trovare il Milan 6 strepitoso, cioè 6-0, lo cercherò su eBay, ma introvabile. Se qualcuno ce l'ha, se lo vende, mi può mandare un messaggio. È stata una vittoria che sembrava insomma vedere, poteva essere veramente l'inizio di un grande ciclo con Terim che è durato pochissimo. Dopo il pareggio sconfitta col Torino per 1-0 arriva Ancelotti e poi là inizia il Milan dei meravigliosi pian pianino. Però questo 4-2 cacchio in rimonta, io me lo ricordo, un super Milan, però è durato veramente poco il ciclo Moratti.
Venezia lato della 0, che bello. Invita spende il Chievo, era l'anno del Chievo dei miracoli. Veramente un grappo strano di 5 maggio, insomma. Però, ripeto, sta vittoria del Milan è stata devastante perché era 1-0 di Ventola, poi il Milan al tempo dilaga, però ripeto, Torino è stato un poco di paglia purtroppo, è andata così. Poi abbiamo subito Rivaldo, Milan mondiale, qua l'arrivo di Vitor Rivaldo, ero stragato, era uno dei miei giocatori preferiti all'epoca, il mio brasiliano preferito, sopra Ronaldo, Ronaldinho, per certi versi anche Kakà, da quanto veramente mi gasava il Rivaldo del Barça. Tante promesse, devastante, pim pum pam, anche lui ha deluso. Ha deluso anche se però ha portato a casa la Champions League perché è l'estate 2002 che poi arriverà nel 2003 la vittoria di Manchester che avevamo visto nella gazzetta del primo video ecco che vi lascio anche il link della parte 1. Moratti è lontana onesta. Non me la ricordavo questa, quindi lì bella, la solita intro di quegli anni, ci ha regalato onesta a te che ha fatto qualcosa di positivo al Milan. Sì, Vitor Rivaldo, grande Vitor. Poi stagione 2003-2004, primo gol di Ricky Kakà nel derby, vinto 3-1, è l'anno dello scudetto questo, in copertina Ricky, Inter surclassata, mai visto palla, il gol di Martins finale serve solo per le statistiche. Cooper era pronto a salutare Baracca e Burattini. Ciao Hector Cooper, noi realizziamo i vostri sogni, penso una delle più belle coreografie della storia del Milan, assolutamente. E basta, qua abbiamo, ripeto, il successo per 3-1 con il primo gol di Riccardino, smoking bianco, Kakà. E qua abbiamo le ultime due gazzette dell'altro anno, tutto d'oro, la vittoria di Jacobs e Tamberi, salto in alto ai 100 metri, certo la vittoria dei 100 metri rimarrà nella storia dello sport italiano perché non avevo mai pensato di vedere un successo del genere ed è arrivato in maniera clamorosa. Adesso Jacobs ha un po' di problemi fisici, l'Italia ha sempre avuti anche prima della vittoria, però insomma qualcosa di epico, la vittoria cioè, quella di Tamberi per carità del Signore, però vincere i 100 metri che è della regina delle discipline, cioè nel senso tu quando pensi all'atletica pensi ai 100 metri. Grande Jacobs, anche una bella patata, complimenti a lui, tutto d'oro e godo. E poi abbiamo volare, questa è la vittoria di pochi giorni dopo, nella staffetta, 4%, anche questa storica, non so se si ripeterà mai più una roba del genere, ma è successo e si gode. È stata proprio una vittoria, mi ricordo le Olimpiadi, praticamente erano in difficoltà, poche medaglie d'oro, tanti argenti, polemiche, tutto, e poi arrivano queste due medaglie che spazzano via tutto e porta l'Italia ancora di più nell'Olimpo della storia delle Olimpiadi. Già noi abbiamo una tradizione incredibile alle Olimpiadi perché comunque per gli abitanti che abbiamo e per la nazionale che siamo abbiamo sempre fatto grandi cose, ma vincere queste due competizioni soprattutto i 100 metri, ciao, proprio il dominio dei domini, penso che è il sogno di qualsiasi atleta di qualsiasi nazione. E niente ragazzi, queste sono le ultime gazzette, adesso io chiaramente spero di recuperare la vittoria del 6-0 del Milan, che è l'ultima che mi manca, diciamo, di quelle che vorrei in collezione, dopo che ce ne sono anche altre, però sicuramente quelle sono quelle per me più importanti. E niente ragazzi, dai, sotto il comandone veneziano, adesso come diciamo collezione, devo tanto voler portare la Tana del Cume 2.0 con tutti gli aggiornamenti e tutte queste robe qua. E poi vediamo, ci sono i minerali, le robe del Milan, sono pieno di robe, quindi carne al fuoco ne avremo tanta, tra gameplay e collezioni, insomma abbiamo tanta carne al fuoco. Se penso qua adesso Cooper rischia grosso, che arriva Zaccheroni, poi che farà bene, porterà anche in Champions l'Inter. Queste sono le gazzette ragazzi che si vanno a unire a quelle della prima parte, ripeto, metto il link sotto in descrizione, spero anche dove c'è il video, della parte numero 1 con gazzette incredibili con la vittoria dei mondiali europei e della Champions League, soprattutto quella di Manchester che rimane nella storia, una delle più belle vittorie della storia rossonera. Ciao!